Chi fa caso a due attempati e corpulenti turisti stranieri che, con passo malfermo, danno un'occhiata agli occhiali in esposizione in negozio? Nessuno, men che meno in un affollato sabato mattina nelle botteghe delle vie dello shopping di Vicenza. Male, molto male, perché i due anziani turisti sono in realtà abili ladri, che in pochi istanti riescono a sgraffignare gli occhiali più costosi del catalogo. Ne sanno qualcosa all'ottica Piccolo di Via Palladio e all'ottica Stecca di via Cavour, dove la coppia di finti visitatori stranieri ha messo a segno 2 colpi nel giro di pochi minuti. Nel primo negozio i ladri hanno arraffato 3 paia di occhiali Cartier per un valore complessivo di quasi 2.500 euro. Dai filmati dell'impianto di videosorveglianza si vede tutta l'abilità e l'esperienza dei due falsi turisti che trovano il modo di avvicinarsi a un espositore e nel volgere dei pochi istanti fanno sparire con grande destrezza le costose montature. A colpo concluso se ne vanno sempre malfermi e apparentemente innocui, salutando e ringraziando. Nel negozio di via Cavour le cose sono andate nello stesso modo, ma nel sacco sono finiti 2 occhiali di marca per un valore di 800 euro. Qui va aggiunto un altro paio di occhiali il cui costo non è stato quantificato. La questura ha immediatamente inviato il personale in centro storico e le immagini delle telecamere sono state acquisite. Dei ladri ovviamente nessuna traccia e bisognerà probabilmente aspettare qualche giorno per capire se ci siano stati altri furti di lusso in zona. I finti turisti, come nel finale di un film di genere, hanno avuto buon gioco nel confondersi con le migliaia di visitatori accorsi per abbeverarsi delle bellezze e dei negozi del salotto buono cittadino.